Questa è la cartina del 21 aprile del 1939, quando il nonno ha comprato queste valli nella laguna di Caorle dalla Baron Franchetti, e da quel momento poi ha iniziato il progetto di bonifica per arrivare poi alla fine, dopo qualche anno, a una chiusura dei lavori di bonifica con tutti i vari fossi, che sono questi tratti che tu vedi, che fanno scolare l'acqua nei canali principali fino alle pompe idrovore. In fase iniziale veniva coltivato lo ietto, erba medica, cioè ovviamente non il mais che coltiviamo oggi, ecco. Quindi questo è il lavoro e oggi lo sfruttiamo ancora, trasformandolo un'altra volta, in questo caso per produrre vino, insomma. Però è stata mantenuta e a tutt'oggi i motori, che non vi ho ancora fatto vedere, adesso andiamo a vederli, e funzionano e sono operativi. Queste sono le pompe idrovore, che sono formate appunto da questo tubo all'interno del quale ci sono due eliche che convogliano l'acqua con un motore, attraverso il motore insomma, verso l'esterno. E quando c'è molto siccitoso in estate portiamo dentro acqua per fare subirrigazione, perché l'acqua all'esterno è comunque acqua di laguna, per cui parzialmente salmastra. Per cui a seconda delle maree, a seconda della luna, ci sono momenti in cui possiamo portare dentro acqua.